Siamo alla Giara di Gesturi. Questo è un protonuraghe. Sono dei nuraghe che presentano delle caratteristiche uniche. A volte hanno uno o più corridoi. Quello che noi pensiamo è che questo è un protonuraghe, quindi una delle prime versioni, se vogliamo dire così. In realtà, se vedete in questa zona, anche questo nuraghe, anche se è piccolo, se ha corridoio, se non ha la torre, comunque vede tutto il panorama che c'è di fronte. Quindi ci sono tante caratteristiche che fanno pensare che qui in effetti non servisse neanche una torre molto alta, perché siamo già in alto. Qui addirittura c'è una scala. Vediamo un po'. Wow! 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 Guardate che bello! Da qui, wow, si vede tutto. Questo è un bellissimo, bellissimo posto, ma poi è anche tenuto bene, ben organizzato, scalettine, molto, molto bello. Pinnetto? No, Pinnetto non esiste di Vico. Pinnetto. Pinnetto, una sorta di costruzione moderna fatta a stile nuragico, una sorta di capanna delle riunioni. Qua ci sono un paio di nicchie. Bellino, magari è per le persone che vogliono fermarsi a chiacchierare in una sorta di capanna. Là questa baracca, no. No, c'è un grande insediamento nuragico. Andiamo a vedere. Qui si può entrare tra una capanna e l'altra. Ce ne sono veramente tante. Guardate che bello. Cioè, incredibile. Ovviamente alcune cose sembrano rifatte, sembrano aggiunte, quindi sicuramente c'è un certo margine di rifacimento. Guardate che bella questa pietra enorme. Chissà a cosa servisse. Siamo a metà aprile, si sta benissimo. Magliettina corta, qui si sta benissimo, poi non c'è neanche vento, non c'è quel vento fastidioso tipico della Sardegna. Sono entrato qui perché ci sono questi bagni, sembrano dei bagni, vediamo un po'. Wow. È un po' urbex. Non si vedono, ma ci sono un po' distrutti. Andrebbero rivisti, risistemati. Bravissimi, perché poi se sei fuori non li vedi. Cioè, magari sarebbe dovuto essere il cartello, ma forse hanno fatto degli altri bagni. Però questa è una bella struttura, perché poi come esci fuori, hanno praticamente ridotto l'impatto dei bagni. Guardate che figata, praticamente non si vede nulla. Bravissimi. Purtroppo sono distrutti, però almeno ci hanno provato. Quando li hanno fatti bene. Bravi. Giara di Gesturi, nuraghe, capanne, panorama, paleoliche, cavallini, che non ho ancora visto, perché forse sono dall'altra parte. Questo è un posto enorme. Abbiamo visto un cavallo là dietro. Alcuni turisti qua, bellissimo. Abbiamo visto i cavallini, bellini, sono lontani. Purtroppo io non sono riuscito a fare un video perché con lo zoom che ho non ci arrivo. Però li ho visti con gli occhi. Per caso abbiamo incontrato questi turisti di Bolzano, volevano vedere questi luoghi. La serata è quasi finita, bellissimo, c'è la pace.
Fantastico. Bellissimo.